Pronto? Casa Garibaldi? C'è l'eroe dei due mondi? Oh, è la signora. Cara signora, sono il tessitore, ma sì proprio il Cavour. Senta, ha ricevuto le caramelle del Re Galantuomo? Oh, un ticado per carità. Come sta, bene? Ah, era in pineta, bene, bene. Ma mi raccomando però, né piano con queste pinete, non faccia come la povera Anita, né. Volevo parlare con suo marito. Sì, grazie, io aspetto. Pronto? Pronto, parlo con l'eroe dei due mondi? Che piacere. Senta, telefonavo da parte del Re Galantuomo per dirle, ma resti fra noi per carità, né, che ci sarebbe da fare quella cosa là. Sa quella faccenda dei Barboni, dei Borboni, pardon, la cosa, l'unità d'Italia. Ma sì, di quelli che sotto il gioco dell'oppressor languendo stan, ricorda, vero? Quella pratica che deve ancora avere il Minghetti, la 1860, mi pare. Bisognerebbe farla. Sua Maestà ci tiene tanto. D'altra parte lei sa come sia modesto, schivo. E Naviola non vorrebbe comparire. Anzi, sa cosa mi diceva poco fa, perché il Vittorio in fondo è uno spiritosone, né? Mi diceva, sa cosa faccio, caro il mio tessitore? Io faccio finta che non approvo, che non mi va questa faccenda dell'unità d'Italia. Insomma, io ci sbatto contro i bersaglieri all'Aspromonte, che è aspro e selvaggio, e ci dico, ma cosa vuole questo qui? Bum bum, che ci sparino. E dopo magari in quel paesino, non so come si chiama, Teano, è così, dove c'è quel localino che si mangia così bene. Facciamo un rinfresco con la pacificazione e una bella conferenza stampa con Bignè, che tutti i giornali vedrà come ne parleranno, caro il mio tessitore, capito, eroe? Come dice? I bersaglieri? Ma non abbia paura, ma sono tutti bravi ragazzi, tutti di Farano Varese, Borgomanero, Incisa, Scapaccino, che non farebbero male una mosca, glielo garantisco. Tutt'al più, non so, una pallottolina, zac, nel malleolo, come fosse un'iniezione, ma non avrà nemmeno il tempo di sentirla. Ma cosa vuole lei, eroe dei due mondi, abituato a quelle pallottolone del Giulai? Ma non si accorgerà nemmeno, e vedrà che bell'effetto farà. No, signorina, lasci raddoppio. Dunque dicevo, 2000 persone sono veramente necessarie? Ma 2000 persone ci dia soltanto un primo, un secondo, un frutta senza vino con pane e coperto, andiamo troppo su, eh. E i cavalli? E le assicurazioni? No, ridurre. Tutti quei fucili, poi, ma sono necessari? Ma guardi il pisacane che si è trovato davanti i forconi e le falci dei contadini. Li avessero avuti anche i 300, erano giovani e forti, erano 300 e sono morti, li avessero avuti anche loro, erano ad armi pari. Dia rettamero e guardi, diamogli i fucili, d'accordo, ma non trascuriamo le falci. E soprattutto, guardi, dia retta, diamogli i badili, l'esperienza insegna che alle volte val più una badilata bendata al momento giusto che 10 schioppettate che al povero governo vengono a costare 3,50, non dico sono mica sciocchezze. Signorina, lasci, raddoppio, sto parlando con l'eroe dei due mondi, sto parlando. Pronto? Eroe, mi sente? Un po' sordo. Sua Maestà penserebbe di fare una spedizione decorosa, dignitosa, con le sue belle divise al vento, zainetto, farsetto a maglie e pezzi ai piedi, ma senza andar troppo sul lusso. Prendiamo ancora, pardone, il pisacane. Intanto si è mantenuto sui 300, intanto. Poi ci dava a mezzogiorno un primo di verdura, la domenica una Milano, una Bologna guarnita, e a lei che la sera quei liguri non aveva nemmen più fame e il più delle volte si risolveva con un bel cappuccino. Eppure guardi, senza andare tanto su nelle spese, a Sapri, che bella morte m'hanno fatto, che bella morte, che c'è già il pezzo sulle antologie, è uscito l'altro giorno la Leardi, la imparano già nelle scuole, la imparano, né? Ora dico, il pisacane era il pisacane, l'eroe dei due mondi è l'eroe dei due mondi, altra classe, altre possibilità, siamo su di un altro piano, Sua Maestà lo dice sempre, però insomma anche lei deve venirci incontro, io, il Cialdini, il Della Rocca, largo ai giovani, le pare? Senta, facciamo così, si mette una mano sul cuore e una sul portafoglio e ci venga incontro, anziché 2000, facciamo 1000, anzi guardi, facciamo 900, così 4,50 sul Piemonte, 4,50 sul Lombardo, che il rubatino ce li dà per poco, va là che vai bene, d'accordo? No, signorina, non raddoppio, ci mancherebbe, ho già fatto 3 unità, devo far quella d'Italia.